Questo è il castello di Arzignano, ci troviamo in provincia di Vicenza. Tra il X e l'XI secolo il territorio vicentino è conteso tra i conti e i vescovi locali, spesso in lotta tra loro. Ad Arzignano hanno la meglio i conti, che sul colle di San Matteo costruiscono un primo castello utile poi per difendersi dagli invasori ungari. Qui si insedia Egano d'Arzignano, discendente dei Maltraversi, mentre suo fratello Singofredo si stabilisce a Vicenza. I due però si scontrano, perché Egano è ghibellino e Singofredo guelfo. Vince quest'ultimo e nel 1266 il castello di Arzignano viene distrutto. Nel 300 gli Scaligeri di Verona avanzano nel Vicentino. Per contrastarli nel 1312 i d'Arzignano, i Vicentini e i Padovani si alleano, ma nel 1339 vengono sconfitti. Gli Scaligeri costruiscono castelli in tutto il territorio conquistato, tra cui l'attuale castello di Arzignano, che però viene conquistato dai Visconti di Milano solo pochi anni dopo, nel 1377. Le lotte tra comune e impero indeboliscono i Visconti, permettendo a Venezia nel 1404 di conquistare Arzignano e poi tutto il Veneto. Nel 1410 Sigismondo di Lussemburgo, re d'Ungheria e futuro imperatore del Sacro Romano Impero, volendo andare a Roma per essere incoronato, trova molta resistenza nel suo passaggio in Veneto. Come ritorsione paga il condottiero Pippo Spano che in poco tempo conquista Udine, Belluno, Feltre e Serravalle. Nel 1413, non riuscendo a prendere Vicenza, assedia il castello di Arzignano, ma grazie alla forte resistenza dei locali viene respinto. Nel 1436 i Visconti cercano di riprendersi il territorio e distruggono quasi del tutto il castello, che viene poi restaurato dai veneziani a guerra vinta. Da questo momento il castello non viene più utilizzato a scopo militare e fino al 1789 ospita l'abitazione del vicario, rappresentante di Venezia sul territorio. A partire dal 1800 diventa proprietà della chiesa.